Allora, per coinvolgere anche i nostri telespettatori che ci seguono dai vari territori, così si vedono la loro città, eccetera, con Gino Ferraresso abbiamo pensato di vedere un po' provincia per provincia quei dati che avete a disposizione, come si sono comportati, cosa è venuto fuori e che cosa è stato recuperato, ma soprattutto anche far capire questi soldi come possono essere anche impiegati, perché la cosa importante è dire guarda che recupero i soldi dal mancato pagamento e posso fare, io comune posso fare questo anziché quest'altro. Allora, rispondendo a questa ultima domanda, fin tanto che viene proiettato l'elenco Dei comuni. Per esempio, alcuni comuni hanno utilizzato queste risorse a fronte di bisogni, di problemi, tipo quello della residenza presso case di riposo. Ci sono diversi anziani che non hanno le risorse per pagarsi la casa di riposo, interviene il comune e questi soldi in parte sono stati utilizzati per aiutare quelle persone che sono in casa di riposo e che non hanno le risorse per la casa. Questo è uno dei tanti utilizzi che si possono fare. Invece andando provincia per provincia, Belluno storicamente è un territorio che non si occupa molto di questo tema. Il primo anno, quest'anno, ci sono due comuni, cioè Pieve di Cadore e Vodo di Cadore, che hanno portato a casa delle risorse piccolissime, perché il primo ha portato a casa 230 euro, l'altro 50 euro, però è un segnale che almeno questi due comuni si sono mossi per fare gli accertamenti. Speriamo che, insomma, ecco, se mi è permesso un suggerimento alle amministrazioni locali, che una delle obiezioni è non abbiamo il personale. Infatti sì, questo immaginavo. Mettetevi insieme, lanci, sì. non mettetevi insieme nel senso di fondervi, che è un processo un po' complicato, lento. Ma potete mettere insieme comunque gli uffici. Lanci 2 anni fa si può accedere comodamente, qualsiasi amministratore, qualsiasi ufficio può accedere a queste videoconferenze che l'ANCI aveva proprio prodotto su questo tema, con materiale illustrando dalla A alla Z come i comuni possono anche, come dire, senza spendere tanto in termini di tempo e di risorse, nel fare queste segnalazioni qualificate, perché il primo problema è sì, ma come? Come faccio? No. Di quanto personale ho bisogno? Se piccoli comuni, per esempio nel territorio montano, si mettessero insieme e individuassero un dipendente tra 4, 5, 6, 7, 8 comuni, io penso che i risultati si vedrebbero subito. Tant'è vero, prima il telespettatore ha fatto l'esempio del comune di Fumane, 4.000 abitanti, e si porta a casa una cosa tipo 60.000 euro, insomma, l'anno scorso, per gli accertamenti del 2017. Che quindi vanno fuori dal patto di stabilità? Questi soldi sì, non c'entrano niente, questi sono proprio risorse che arrivano fresche, si può proprio dire così, utilizzare questo termine. Quindi questo è Belluno. Rovigo è un territorio che, come Belluno, non ha molta attenzione, è rimasto solo un comune che continua a fare questa attività, che è il comune di Lendinara. Poche risorse portate a casa nel 2017, solo 613 euro. Treviso. Qua rispetto a prima, quindi che ce n'era invece di più, sì. Ecco la Treviso zero, cos'è? Treviso niente? Fondamentalmente è l'unico comune che nell'arco di 4 anni ha sempre portato a casa qualcosa, quindi vuol dire che fa le segnalazioni, però porta a casa pochi risultati in termini economici. 0, sopra, sì. No, Conegliano, Monastieri di Treviso, ok, sì.
In provincia di Treviso abbiamo un comune, anche in questo caso un comune piccolo che si chiama Ceson di Valmarino, che le segnalazioni prodotte nel 2017 hanno fatto portare a casa a quel comune 23.000 euro. È il comune di Treviso che ha portato a casa nel 2017 più risorse. Non ci sono tanti comuni che lavorano su questo. C'è anche, scusate, il comune di Villorba, però è un comune mi sembra un po' più grosso di Ceson, Sì. che porta a casa 35.000 euro. Questi due comuni fondamentalmente sono quelli che portano a casa più risorse. Qua eravamo con i dati al 30% oppure l'incasso Al totale? 100%. 100%. Quindi sono riferiti al 2017. Non è tantissimo, No. però, effettivamente, sono mini evasioni. Sì, sì. Venezia, se parliamo invece della provincia di Venezia, il comune capoluogo porta a casa 86.000 euro, innalza il suo risultato rispetto al 2016, però nel 2014 aveva portato a casa 244.000 euro il comune di Venezia. Non siamo ancora 266.000 Dove però stanno facendo euro. adesso controlli per l'ambito turistico, no? Degli alloggi. Sentivo proprio stamattina il TG nazionale che diceva che gli ultimi dati, alcuni dati sull'evasione fiscale, che per esempio risulta che quest'anno nei comuni turistici, mare, montagna, dappertutto, un affitto su due è in nero, quindi anche là c'è molto da lavorare. I comuni su questo per esempio potrebbero fare molto, possono incrociare i dati, possono fare uno delle fonti di risorse in questa lotta all'evasione fiscale dei comuni è proprio la lotta all'evasione fiscale negli affitti in nero. Che porta a casa grandi risultati in diversi comuni italiani. E per finire invece, di Verona abbiamo detto già il risultato di Fumane importante. Il comune di Verona è un comune che si è impegnato negli anni moltissimo, 2014 159.000 euro, quest'anno 157. Per arrivare all'ultima provincia in ordine alfabetico che è Vicenza, dove il comune che porta a casa più risultati economici nel 2017 è proprio il comune di Thiene, 55.000 euro. Porta a casa più del comune di Vicenza che ne porta a casa 51.000 euro. Stiamo parlando comunque sempre di poche cose in ogni caso, perché c'è un comune anche qua non tanto grande, il comune di Sarego, che è uno di quei comuni che anche questo fa la lotta all'evasione fiscale dei tributi locali, si è portato a casa 26.000 euro. Ripeto, una grossa fetta di evasione che dovrebbe interessare molto comunque i sindaci, indipendentemente dall'attenzione dal fare gli sceriffi o meno, e l'evasione fiscale, come dire, propria, in casa propria. Questo infatti sì. Che è cioè recuperare, però non è così semplice a quanto sembra. Perché però insomma il comune ha gli strumenti per farlo, perché per esempio sulla tassa dei rifiuti insomma ha tutti i dati catastali delle abitazioni, ha i metri quadri, ha il numero di componenti, quindi insomma assolutamente, quindi di lavoro ce n'è tanto da fare. L'invito è, cari comuni, non lamentatevi tanto delle poche risorse che avete a disposizione, avete uno strumento, utilizzatelo, è a vostra disposizione. Speriamo che il prossimo anno, quando andremo a vedere i dati del 2018, i dati siano più confortanti per il Veneto e a livello nazionale. Assolutamente. Allora, non affrontiamo quest'oggi il tema previdenza in generale, l'occhio gli si dilata, assolutamente, anche se c'è stato più volte sollecitato, perché effettivamente è un tema di estrema importanza e attualità. Se posso fare una battuta sulla previdenza, aspettiamo
il provvedimento, perché di voci sulla quota 100 e dintorni ce ne sono tante. Ancora nulla è definito, no? Sì, perché questo provvedimento costa. Attenzione, perché la quota, bisogna vedere la quota qual è, ma dopo la pensione che si riceve. Perché se faccio una quota, la dico così e chiudo, dopo vedremo come sarà il provvedimento. Se io faccio una quota 100, nel senso 62 anni di età e 38 di lavoro, e dopo mi fanno il calcolo contributivo sulla pensione, rischio che vado in pensione, che però prendo il 50-60% dell'ultima retribuzione. Quindi attenzione, vedremo il provvedimento cosa scrive. Allora, aspettiamo un attimo questo provvedimento, naturalmente se ci sono dei correttivi dovrete anche fare le eventuali osservazioni, ma tanto voi siete sul pezzo. E con questo chiudiamo questo appuntamento, grazie Gino Ferraresso, ci vedremo presto, intanto buon lavoro perché di lavori ne avete in corso parecchi e voi come sempre scriveteci, poneteci le domande, poi noi lo giriamo allo SPCGL, fatevi controllare la pensione, è importante perché ci sono a volte dei diritti inespressi, ovvero tutto quello che vi spetta che non avete chiesto non vi arriva. Quindi fatela verificare, sedi dello SPCGL presenti in tutta la regione, controllate il sito. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo.